Cari telespettatori, un altro appuntamento di Made in Veneto. Questa volta abbiamo attraccato a Burano, un'isola della laguna di Venezia, un'isola straordinaria, bellissima, ma soprattutto conosciuta nel mondo per i famosissimi merletti, che in realtà hanno una storia antichissima che risale al XIV secolo, per raggiungere poi l'apice intorno al 1600-1700, un declino con la prima meccanizzazione della produzione del fine del 1800, per poi riprendersi intorno al 1870, quando proprio qui a Burano viene creata la prima scuola del merletto per istruire le giovani a fare delle produzioni che in realtà sono produzioni non solo artigianali ma artistiche e vengono utilizzate di fatto nell'ambito della moda. Passa il tempo, purtroppo via via il merletto decade, diventa sempre più pregiato, più prezioso ma poco conosciuto, e allora scopriamone i pregi insieme, la grande fatica tuttora impiegata dalle anziane lavoratrici. Seguitemi. Incontriamo la signora Emma, una antica merlettaia. Signora, quanti anni ha? Adesso, il 14 febbraio, compio 100 anni. Complimenti. No, adesso 99. Quando hai iniziato a imparare questo lavoro? Ero bambina, eravamo l'istinto di Burano. Le buranelle lavorava a merletto e faceva delle opere d'arte che è giusto oggi che venga riconosciuto perché sta morendo. Allora, siamo entrati al Museo del Merletto qui a Burano e incontriamo la responsabile Chiara Squarcina del museo. Grazie dottoressa di ospitarci, ma ci illustri innanzitutto che cos'è il Merletto di Burano. Il merletto di Burano è un'espressione virtuosistica di mani femminili che dal 400, prima in ambito nobiliare femminile e poi in quest'isola, hanno sviluppato e hanno creato una produzione unica nel suo genere. C'è anche la signora Maria, ma ci sono tante altre signore. Signora, anche lei è giovanissima. Non so vecchia, perché io ho fatto ieri 90 anni e un giorno. Auguroni signora. Che cosa sta facendo? Sto facendo il rilievo su un pezzo che va in una federa del letto. Tra merletto e ricamo, qual è sostanzialmente? Il ricamo è l'antesignano del merletto, perché il merletto nasce, come dicevo, in ambito nobiliare femminile, dove le donne, per quanto a Venezia avessero una vita più culturalmente aperta rispetto al resto d'Europa, nel 400 avevano la necessità anche di impiegare le lunghe ore che passavano dentro questi bellissimi palazzi, e proprio attraverso il ricamo e poi eliminando sempre di più da questi tessuti i fili, perché come dicevo il merletto trova nel ricamo, cioè nello sfilato, l'antesignano della sua apoteosi. Ecco che noi possiamo dire che il ricamo si avvale di un tessuto, di un supporto. Il merletto ad ago invece si avvale solo di un intreccio di fili che in realtà non hanno e non possono avere l'aiuto di un supporto. Cosa sta facendo, signore? Qual è la difficoltà? Perché questo è un lavoro molto complesso. Questo è il primo punto, si chiama l'aghipur. In che cosa consiste? Qual è la difficoltà? Si riempisce il disegno del lavoro. E dopo viene applicato sul tessuto? Dopo ci sono molti punti. Questo è un fiore, sarebbe un fiore. Quanto tempo ci si impiega a fare un lavoro del genere? Insomma, quando è finito ci vorrà una settimana, anche più.
creata anche una scuola importantissima alla fine dell'Ottocento proprio qui a Burano. Sì, quando la regina Margherita, interessata dalla contessa Adriana Marcello, ha voluto riportare in auge l'arte del merletto, che nell'isola, nello specifico a Burano, era importante perché le donne sostenevano economicamente le proprie famiglie proprio attraverso il lavoro del merletto, cioè la produzione di questi manufatti che poi vendevano, la regina comincerà ad indossare merletti, lanciando una nuova moda e istituendo proprio qui una scuola che ha riportato in auge un'arte, ha riportato anche un interesse economico, e questa scuola aveva proprio sede qui dove ci troviamo noi. Grazie dottoressa, insomma sostanzialmente un patrimonio culturale, artistico, oltre che naturalmente artigianale, che fa parte del nostro paese e della nostra regione. E con questo chiudiamo anche questo appuntamento dalla splendida Burano, anche questa è un'isola tutta da scoprire nella laguna veneziana, e io vi saluto, alla prossima.